Buonasera a tutti, ero andata live con lo schermo nero. Vabbè, eccoci qui, avevamo fatto qualche prova tecnica di trasmissione anche prima e dunque hanno già iniziato a scrivere i commenti con le domande. Per fortuna non sono andate perse, dunque è ancora tutto qui. Ci sono ancora tutte le domande, dunque bene, così nessuno ha perso nemmeno la priorità acquisita. Eh, Però prima di cominciare, molto brevemente vi ricordo gli appuntamenti settimanali. Adesso saremo di nuovo insieme domani alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dove sarò ospite io con le Sibille, lui risponderà col pendolino, dunque saremo anche presenti domani per darvi appunto delle risposte. Per quanto riguarda invece il resto degli appuntamenti, si ricomincia il lunedì, innanzitutto con il gruppo Magici Arcieri Bertoldini su Telegram, che è un gruppo di studi gratuito, dove divulghiamo insegnamenti di natura esoterica, dunque ovviamente qualche accenno alla magia, alla cabala, alla radiestesia, alla radionica. Dunque, se avete a cuore questi argomenti potete raggiungerci in questo gruppo, del quale trovate il link in descrizione a questo video. Dunque, vi ricordo appunto che basta scaricare l'app gratuita Telegram su uno dei vostri dispositivi, ovviamente installarla e poi cliccare questo link di invito per essere automaticamente aggiunti al canale. Stasera ho dei capelli di paglia, domani li lavo, promesso. Allora, si prosegue con le dirette, noi vi diamo sempre uno spazio per poter esporre una domanda, per poter avere appunto una risposta gratuita, sempre il lunedì sul mio canale YouTube alle 21:30, perciò immediatamente dopo il gruppo I Magici Arcieri Bertoldini. Avremo appunto l'incontro sul gruppo Telegram fra le 20:30 e le 21:30 e poi abbiamo la diretta subito sul mio canale YouTube, dunque fino alle 22, 22:10 su per giù. Per quanto riguarda poi le dirette col Marietto, abbiamo un incontro il mercoledì sera alle 20:30 sul suo canale YouTube e il sabato pomeriggio alle 16, sul mio canale YouTube invece venerdì sempre a quest'ora, dunque 21:30. Bene, vi ho più o meno detto tutto, chiaramente noi siamo disponibili per consulti a pagamento, durante i quali possiamo approfondire moltissimo gli argomenti che vi stanno a cuore e individuare le risposte e probabilmente, se tutto va bene, se siete disponibili, anche le soluzioni o comunque iniziare un percorso anche insieme. Vi ricordo che non rispondo soltanto con le sibille, io sono abbastanza preparata anche con l'astrologia antica, la radiestesia, dunque in fase di consulto andiamo ad integrare le risposte sotto tutti gli aspetti. Però se volete soltanto un consulto con le sibille, ben venga. Sono comunque anche disponibile per percorsi proprio di crescita personale. Detto questo, cominciamo. Bene, allora, la prima domanda che leggo, e probabilmente non era la prima, perché se vado a memoria c'era anche qualcun altro, però io rispondo a quello che vedo. Grazie Marietto che mi comunica dalla regia che ha provveduto a mettere i link della diretta dappertutto, grazie. Allora, cominciamo dal primo messaggio che trovo scritto, probabilmente non è neanche il primo, ma non importa, ripeto, rispondiamo a tutti. Intanto però voglio salutare gli amici che sono collegati, ciao Tiziana, ciao Doina, ciao Vera. Mi stavo salutando anche da sola perché avevo scritto un commento. Ciao Lucia, ciao Emily,
Ciao Vera, ciao Cira, ciao Maria, ciao Kiwi, ciao Tonia, ciao Antonio, ciao Misti, ciao Selli, ciao Marietto, ciao Olga, Roberta, Marina, Stella, Rosa, Duilia, Giovanni, Patrizia, Giuseppina, Paola, quante amiche questa sera, Grazia, Veronica, Kat, buonasera anche a Giuseppina, bene, bene, sono proprio contenta, siamo in una bella compagnia, dunque cominciamo perché siete qua per le risposte più che per me. Allora, vediamo subito di cominciare dalla prima domanda che leggo in ordine qui. Non garantisco che sia veramente la prima che sia stata scritta, ma io vi guardo dalla piattaforma StreamYard che uso per le dirette, dunque io mi attengo a quello che trovo qua. Non vi lamentate, non dite mi hai saltato perché io non salto nessuno. Dunque state buonine o buonini e aspettate. Allora, Tiziana, ciao bella, volevo sapere se su una mia collega di lavoro, non mi sembra sincera, si chiama Giovanna, è nata a giugno. Beh, i dati sono pochissimi, non c'è neanche la tua data, Tiziana, però, visto e considerato che in passato ho già risposto a qualche tua domanda, vediamo se riesco. Questa tua collega Giovanna, vediamo se è sincera. Mi raccomando, vi ricordo che per formulare la domanda dovete mettere il vostro nome e la vostra data, e se chiedete su qualcuno il nome e la data di questa persona, e dovete formulare una domanda chiara. Dovete considerare che al di là di quello che è nella vostra testa, chi vi ascolta non è detto che capisca e sappia quello che intendete, dunque esprimetevi nel modo più chiaro possibile. Allora, vediamo questa collega Giovanna, per favore Sibille, chiacchierate un po' e ditemi se Giovanna è sincera con Tiziana. Mm. Allora, non viene fuori la carta del gatto, che potrebbe essere quella più indicativa di opportunismo e slealtà, diciamo così. Piuttosto emerge un fatto, che la tua collega già in passato ha avuto una forma di gelosia nei tuoi confronti, probabilmente l'ha dissimulata e comunque si è tenuta alla distanza, ma devo dirti che a me sembra che amica e fedeltà sia comunque un buon segno. Il fatto che sia gelosa non significa che sia falsa, magari involontariamente tu le fai, come dire, le crei dei pensieri o la fai riflettere sulla sua personale condizione. Dunque, al di là di quello che effettivamente tu puoi percepire, comunque sembra che almeno in passato sia stata leale. Al presente è dispiaciuta per qualcosa, probabilmente o ha saputo qualcosa che non si aspettava, oppure in qualche modo può, può essere stata colpita da una qualche situazione, da una qualche circostanza di ostacolo non chiara, oppure involontariamente o a seguito di una notizia è possibile che recentemente abbia magari avuto un atteggiamento meno amichevole del solito, però gran consolazione, consolante sorpresa. E poi ancora Costanza, giovane fanciulla, vedi, non vedo carte di falsità, però che sia stata gelosa e che abbia un po' di competizione nei tuoi confronti, sì, e in futuro qualcosa potrebbe cambiare e forse cambiare in modo non senza preavviso. Questi sono cambiamenti che comunque riusciamo già ad avvertire un pochino. Però, guarda, a parte un po' di tristezza, forse lei si sente messa da parte per qualche altra persona che è più carismatica o che fa più presa su di te,
però è una persona che comunque si dà tanto da fare e mi sembra tutto sommato non una persona da tenere lontanissima, ecco. Magari, sai, non so che tipo di lavoro faccia tu, ma può essere che ci sia un clima un po' di competizione involontariamente nel tuo luogo di lavoro e dunque c'è un po' questo, però non è preoccupante, via. Doina, 28 dicembre 64, vorrei sapere se mi capita un uomo importante. Mm. Ok, vediamo un pochettino, Doina, 28 dicembre 64. Vediamo se incontri un uomo che può diventare una persona importante per te nel prossimo periodo. Vi ricordo, lo ricordo sempre, a tutte le dirette che ovviamente le sibille indagano un tempo ehm, più o meno un arco di 3 mesi, 6. A volte le cose si manifestano molto più rapidamente, altre volte magari tardano un po', però su per giù l'arco temporale indagato e investigato dalle sibille è quello che vi ho detto, dunque non sono mai risposte definitive e tutto ciò che viene raccontato dalle sibille può comunque cambiare nell'arco di questo tempo. Vediamo allora, per favore, ditemi per Doina se incontra un uomo importante. 28 dicembre 64. Ti manca la sensazione di casa, di intimità. Sei che aspetti, lo capisco. Forse qualcuno che amavi si è allontanato o comunque. Mh. Allora, diciamo che, la possibilità, di un incontro non è tanto lontano, anzi, la linea del passato recente chiude con un incontro. C'è già stato un incontro non tanto tempo fa con un uomo, particolarmente attraente, con un carattere affascinante e dunque, diciamo che, già, in passato in un passato recente, questo incontro un incontro così, abbastanza significativo c'è stato. È possibile comunque che, la cosa sia sfumata, probabilmente, abbiamo, mhmm, come vedi un'occasione che non è andata magari proprio come avresti voluto. Comunque, abbiamo effettivamente un incontro che potrebbe essere con questi social, vedi c'è la lettera che parla anche di telefono, dunque per estensione adesso ovviamente dobbiamo modernizzare anche queste letture, dunque potrebbe esserci appunto un incontro anche particolarmente emotivo, particolarmente coinvolgente con qualcuno, se non che c'è già addirittura stato qualcosina, perché mi parla di un inizio fortunato. Attenta però, perché è una persona che probabilmente non ti farà ben capire chi è. Dunque magari non si rivelerà un uomo importante, piuttosto potrebbe essere un po' una perdita di tempo, se non di denaro, o comunque una persona molto gelosa. Dunque, diciamo che nell'immediato vedo la possibilità che sbocci qualcosa, però ti invito alla cautela. Comunque, ci sono carte di successo, di riuscita, e anche la possibilità che comunque tu avrai accanto a te una figura amica in questo frangente, dunque non sarai nemmeno sola del tutto, probabilmente condividerai queste tue emozioni, questi tuoi sogni con un'amica.
Allora, come vedi, un nome importante c'è, appare e sembra essere un libero professionista oppure un commerciante, qualcuno che comunque deve badare sulle proprie forze, sulle proprie risorse, comunque una persona realizzata. Diciamo che Ehm, Nemico e giovane fanciulla ci dicono che al momento ehm, ancora c'è da attendere, ci sono degli ostacoli e forse qualche complicazione di matrice recente, non sono ostacoli di lungo corso, ma cose abbastanza recenti. Comunque ad ogni modo questo gran signore c'è nell'arco di questo tempo, dunque eh, direi, Doina, che qualcosa, mi raccomando, attenta soltanto adesso, perché c'è qualcosa che partirà in pompa magna, però poi porterà qualche problema, dunque eh, tutto sommato c'è del buono comunque. Allora, per quanto riguarda il resto, comunque staremo a vedere, Doina, ci farai sapere. Allora, torniamo a noi, abbiamo la prossima domanda, Vera, 22 agosto 66, ci sarà un amore a breve? Vediamo Vera, me lo auguro, vediamo come evolve la situazione per te in amore. 22 agosto 66. Mm. Allora, un amore a breve. A breve, mm, diciamo che ti vedo nel passato piangere, dunque probabilmente, visto la donna maritata, probabilmente hai avuto un matrimonio infelice e magari c'era stata di mezzo anche un'altra donna. Ad ogni modo, vediamo che al momento sei in cerca di una cura, di guarire da questa cosa, ti stai dando comunque da fare, nel senso che sei attiva, positiva, volenterosa, effettivamente puoi ambire a qualcosa, però non sembra che sia adesso il momento per te, sembra che ci siano più che altro ancora dei rimpianti o un senso di solitudine che ogni tanto ti pervade. Guarda, oppure addirittura potrebbe essere, perché a volte le sibille sono proprio alla lettera, magari è un uomo vedovo che ti si avvicinerà. Abbiamo comunque in effetti una bella possibilità, perché viene la carta della fedeltà vicino alla stanza, dunque un amore vero, ok? Dunque un amore onesto per quello, nel senso che quella persona sarà leale, fedele, no? Nel suo sentimento e anche molto contento, diciamo attratto molto da te. Abbiamo questa bella coppia di carte, il problema è che è come se fosse bloccata questa situazione nel prossimo periodo o ci sarà, come dire, qualcosa che rallenterà questa situazione. Anche le comunicazioni sembreranno sempre un po' così, come se tu sentissi che non che c'è menzogna, perché non c'è menzogna, come se però qualcosa non ti convincesse, non ti tornasse bene. Mm, o forse dovrete affrontare
degli ostacoli o qualche momento di difficoltà e dovrete discuterne. Comunque stiamo parlando di qualcosa di molto prossimo, non è un qualcosa che dovrai attendere chissà quanto, siamo nell'arco del prossimo mese. Anche questa è una carta d'inizio, dunque non è male, solo che attenzione perché comunque ci saranno delle cose, delle situazioni non chiare, è un senso di attesa, di allontanamento, di freddezza. Credo che comunque questa persona partirà bene, ma poi è possibile che non non lo so, questo sembra proprio parlare di separazione, capito? Separazione coniugale. Non so se riguarda te o quella persona e magari si allontanerà perché avrà veramente dei problemi a casa. Questo potrebbe anche indicare un uomo che comunque non è del tutto libero. Andiamo avanti. Allora, Lucia. Lucia, cara, buonasera cara Ilde, volevo chiederti gentilmente se Marco del Toro del 1983 si farà sentire, io sono Bilancia del 76, ok, vediamo un pochettino. Marco 83 del Toro e Lucia Bilancia, certo che se avete le date è un po' meglio, eh? Allora, vediamo se Marco si farà sentire con Lucia, miei cari amiche Sibille, parlate. Vediamo un pochino. Beh, è un taglio decisamente incoraggiante, non solo si fa sentire, mi pare che si farà vedere. Allora, beh, la cosa in passato, nel passato recente, è partita, no bene, benissimo. È partita con una volontà proprio di stare insieme, di costruire, ti ha lasciato ben sperare e quasi in un senso di attesa positiva. Dunque, diciamo che nel passato io vedo veramente delle cose positive. Al momento sembra che se la stia studiando. Probabilmente o ha perso un po' il mordente dei primi tempi, oppure sta facendo le sue valutazioni, o più semplicemente sta proprio facendo i conti. Magari è concentrato sul lavoro, deve sistemare qualche questione lavorativa e non escludo un eventuale trasferimento o comunque uno spostamento verso di te. mh? Secondo me, il taglio già ci avevano parlato di un incontro, dunque è possibile che, effettivamente, ehm, progetterà o comunque stia valutando di venire da te. Per quanto riguarda comunque il prossimo periodo, lui che comunque sembrerebbe essere un po' spavaldo, sicuro di sé e tutto, cambierà un po' atteggiamento verso di te e comunque probabilmente questa visita non andrà a buon fine o comunque ci saranno degli ostacoli e un temporaneo allontanamento, comunque qualcosa che dilaterà un po' i tempi. L'esito però è piuttosto favorevole. Dunque, a un certo punto l'incontro ci sarà, sarà positivo e sarà anche con dei sentimenti. Dunque è possibile che si creino degli ostacoli nel prossimo periodo, ma che comunque il caro Marco si faccia avanti, più che sentire, si faccia proprio avanti. Allora, abbiamo Emily. Vediamo un pochettino la domanda.
Allora, Emily, chiedo, Emanuela, 19 agosto 75, riprenderò a lavorare a settembre? Una maestra precaria. Speriamo, guarda, che lo Stato finalmente aiuti, regolarizzi tanti che sono così con questi contratti, tanto alla fine tornate utili, inutile da dire, se non lì magari in qualche altro plesso, in qualche altro istituto, ma insomma abbiamo bisogno di, di maestre, di insegnanti, abbiamo bisogno di gente con entusiasmo e magari invece di far lavorare la gente fino a quando non si ricorda neanche più il suo nome, potrebbero incentivare appunto le nuove leve, mandare in pensione la gente che poi tra l'altro è bellissimo lavorare con i ragazzi ma stanca da morire, dunque diciamo che insomma un ricambio non sarebbe male. Allora, vediamo un pochettino. Emily, se entri e se riprendi a lavorare a settembre, 19 agosto del 75. Al momento sembra bloccata la faccenda. Vediamo un po'. Allora, non so, sembra che tu in passato abbia avuto un esborso economico improvviso e non voluto, ma che comunque diciamo è poi andata a buon fine, sei stata anche aiutata da una persona che comunque è leale, fedele, probabilmente è la persona del tuo cuore. Comunque, parliamo di lavoro, però per qualche ragione questa linea del passato influisce sulla situazione lavorativa, dunque probabilmente hai volontà, bisogno, necessità di renderti indipendente e comunque sei disposta anche a spostarti. Probabilmente questo avverrà, ma non ti daranno una tempistica certa, perché vedo la carta dei sospiri, ti sento in attesa di una risposta, ma questa carta mi dice che devi osare, forse devi lottare un po' o magari devi star dietro, non so a chi, perché non ho mai lavorato nel settore pubblico, dunque non ho idea in che modo tu debba farti valere o comunque ricordare della tua presenza, però è una carta che viene a segnalare di lottare, di ambire, di avere coraggio, di farti avanti. Nel prossimo periodo dunque avrai una notizia, ma una notizia molto positiva. Dunque, secondo me sarai chiamata per settembre, solo che di nuovo sarà una situazione di nuovo a tempo, non a tempo indeterminato, ma di nuovo un'occasione da cogliere al volo che però potrebbe essere temporanea. Ok, rispondo ancora ad una domanda. Vediamo la regia cosa dice. Va bene, buonanotte Marietto, grazie, grazie per esserci stato. Allora, dunque a questo punto Cira benissimo, che probabilmente ecco era lei la prima ad aver commentato, ma per qualche ragione entrando successivamente si sono mescolati un po' tutti i commenti. Allora, anche io Marietto, buonanotte. Allora, vediamo, Sabatino mi spia, magari sui social, 24 marzo 65, 28 dicembre 75. Vediamo se ti stalkerizzo sui social, scherzo ovviamente, non è un modo simpatico, però sono in tanti che vanno a controllare l'orario dell'ultimo accesso, le foto pubblicate e altre cosine così.
Sai, è anche un modo per sentire la persona vicina senza farsi tanto avanti, dunque le sento spesso queste cose. Allora, vediamo. Allora, Cira, se Sabatino ti spia. Mm. Eh sì, di spiarti ti spia, ti tiene d'occhio, vedi nel segreto, ti direi proprio che tra l'altro tu gli piaci a quest'uomo, gli piaci, ma come mai? Chi è questa donna maritata qua? È solo quest'uomo? Perché non mi sembra che ci sia un legame qua. Comunque, questo non gli impedisce di venirti a controllare, perché infatti vedo che lo fa e comunque è interessato a te, almeno quella era la linea del passato, al presente mi sembra abbastanza slanciato, anche se zitto e buono, non è che te lo viene a dire, no, cerca anche di camuffarla questa cosa. Comunque abbiamo un prossimo periodo dove probabilmente di nuovo lo incontrerai per caso, perché so, se non ricordo male, te l'avevo già pronosticato ed è già anche accaduto, solo che per un periodo poi sarà come lontano, forse si assenterà o non starà bene, non lo so, comunque qua c'è sospiri e ammalato, dunque magari non starà bene moralmente, non è detto necessariamente fisicamente, però qua c'è di nuovo una carta possibilista che è un buon esito, dunque diciamo che c'è un po' una situazione altalenante, ad alti e bassi, dunque ehm, ci sarà un momento in cui sarà lontano, ma probabilmente per questioni sue. Eh, Vediamo le carte di esito. Speranza, sacerdote, gelosia, disgrazia, però sai, sì, ti controlla con una certa gelosia e forse un po' fa anche caso a se metti delle cose, cioè cerca di capire se sei una donna affidabile o se sei una donna che ha già qualcuno o che io non lo so, non so in che termini siate voi due, se c'è stato già qualcosa fra voi o se vi guardate alla distanza o se avete avuto un rapporto e vi siete allontanati, però comunque ci sono delle grosse incomprensioni. Non lo so, forse lui è molto geloso, probabilmente della tua solarità, di alcuni tuoi atteggiamenti amichevoli. Non so dirti, Cira, comunque sì, ti guarda. Bene, io ringrazio tutti per aver partecipato questa sera e mi rendo conto che non riesco mai a soddisfare tutte le richieste che arrivano, però vi ricordo di collegarvi ai prossimi appuntamenti. Adesso saremo di nuovo online domani, dunque non dovrete aspettare tanto per venire a formulare la vostra domanda. Dunque tutte le persone a cui non ho potuto rispondere oggi sono invitate a tornare domani sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per poter formulare la domanda. Vi ricordo che dal momento che la finestra di tempo è mezz'ora, 45 minuti, su per giù, dovete arrivare più presto che potete, così da avere la possibilità di ottenere una risposta gratuita. Io invito gli amici che hanno già posto la domanda e che hanno già avuto una risposta a lasciare spazio anche ad altri, pur se ovviamente se arrivate primi io lo capisco che magari avete necessità di risposte, dunque
ci sta, però vorrei poter dare spazio un po' a tutti. Vi ricordo comunque che io ricevo privatamente su appuntamento, dunque un appuntamento con me e un consulto con me approfondito ha un costo di 20 €, una durata di 45-50 minuti perché ho necessità di riprendermi tra un consulto e l'altro. Dunque siete invitati comunque a contattarmi per fissare il vostro appuntamento. Per il resto ci troviamo domani pomeriggio insieme al Marietto sul suo canale YouTube. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, vi auguro una buona notte, un buon proseguimento e a domani. Ciao ciao!